Quello che prima è stato definito autunno caldo, con questa formula, in realtà racconta di una indignazione del mondo intero, dei cittadini normali che non comprendono come dall'altra parte del mondo, che poi è fuori da casa nostra, possa avvenire il massacro a cui stiamo assistendo senza che le istituzioni principali, a partire dal governo italiano, siano in grado di dire una parola chiara su ciò che sta accadendo. E tu stesso ora hai aggravato già la percezione delle persone, perché mentre ti si chiede cosa ne pensi del massacro che sta avvenendo a Gaza, tu mi parli di Hamas, che non c'entra niente. Nessuno difendendo i palestinesi sta difendendo Hamas, ma quelli che stanno massacrando sotto le bombe e che stanno morendo di fame non sono i terroristi di Hamas. E allora l'ambiguità del messaggio per cui tutti i palestinesi sono terroristi di Hamas è un messaggio che dice la destra italiana ed è identico al messaggio che usa Netanyahu e la destra israeliana, che ha ridotto un grande paese come Israele ad essere uno stato non democratico. Allora, e dentro, e finisco, dentro quello a cui noi stiamo assistendo, il governo italiano non fa nulla. Abbiamo chiesto le sanzioni e non sono state. Anzi, il vice ministro del governo italiano dice che Israele è il suo migliore amico.